Saranno quasi 150 i musicisti impegnati alla Valle dei Templi nella giornata di domani, domenica 5 maggio, tra l'altro a ingresso gratuito, i ragazzi del Modern Music Orchestra che arrivano da diversi paesi dell'Agrigentino e quelli della Vio Junioren Orchestra, un'orchestra sinfonica giovanile della città dell'Aia, arrivata dai Paesi Bassi per un gemellaggio che vedrà in estate i ragazzi siciliani ricambiare visite e musica, a partire dalle ore 16 in varie location della Valle dei Templi, ad animare musicalmente dei veri e propri punti di ascolto che potranno essere luoghi di valorizzazione e di scoperta del Parco della Valle. Le postazioni scelte vogliono valorizzare i vari angoli del paesaggio, tra i meno battuti il giardino sensoriale dove si troveranno alcuni gruppi che suonano musica classica, così come anche altri all'altare del Tempio di Giove, oltre il ponte pedonale, lungo il sentiero Barbadoro, Concordia e quello di Villa Aurea Barbadoro, lungo la passeggiata Gelsomini, nell'area delle tombe paleocristiane. Si alterneranno piccole e medie formazioni e solisti, seguire la musica sarà un viaggio alternativo nella straordinaria bellezza della Valle dei Templi. L'orchestra suonerà nel cortile di Casa Barbadoro, mentre in quello di Villa Aurea accoglierà le formazioni ingombranti e quelle stanziali. Questa musica, sparsa a sorpresa, continuerà fino alle ore 18 lungo la tratta della via Sagra, mentre un concerto finale è previsto a Villa Aurea dalle ore 18 in poi, con jam session tra il classico e il moderno, con l'improvvisazione di tutti gli strumenti presenti. L'evento è nato dall'intuizione e dall'interazione tra il Parco Archeologico e la Modern Music Orchestra, associazione musicale studentesca intercittadina che prova nei locali della scuola Seneto Castagnolo, e da non perdere l'orchestra orlandese lascerà Agrigento già lunedì, e per ascoltarli ancora occorrerà aspettare il prossimo gemellaggio o seguire i nostri giovani fino all'Aia nel luglio prossimo.